Dopo 15 giorni di stop, la Savino del Bene torna in campo e ritorna ad una vittoria che mancava dal 18 ottobre. 3-2 per le scandiccesi contro la banca Valsabina Millennium Brescia, che per la terza volta consecutiva cade al quinto set. Brescia però può essere soddisfatta del risultato e soprattutto della prestazione. Andata al tappeto pesantemente per 25-13 nel primo set, già nella seconda frazione Brescia ha cambiato il volto della sua sfida e, trascinata dalle giocate di Jasper, si è presa l'imposizione per 22-25. Con il conto dei set in parità sull'1-1, il terzo set inizia in equilibrio, ma a metà della frazione la Savino del Bene piazza l'allungo che consente alle ragazze di Barbolini di vincere 25-18. Dopo un terzo set di appannamento, nel quarto set Nicoletti si accende di nuovo e insieme a Jasper e Cvetnik consente a Brescia di imporsi nel set con un netto 25-14. Dopo un terzo set di appannamento, nel quarto set Nicoletti si accende di nuovo e insieme a Jasper e Cvetnik consente a Brescia di imporsi nel set con un netto 25-14. La partita va così al tiebreak, il terzo consecutivo per entrambe le formazioni. La sfida nel quinto set è punto a punto, 7 punti totali realizzati proprio nel quinto set, regala il successo 3-2 ad una Savino del Bene che rimane quarta in classifica con 18 punti. Scandicci adesso preparerà la lunga trasferta in Trentino, in programma per sabato. Sempre nella giornata di sabato, Brescia affronterà il derby lombardo contro Monza.